Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo ai piani di Pezzè, sopra Alleghe, fra le Dolomiti di Zoldo. La nostra escursione di oggi sarà archeologico-panoramica. Panoramica perché percorreremo la cresta del Fertazza e archeologica perché vi porteremo indietro di più di 2000 anni. Archeologica perché circa 100 anni fa, da queste parti, sono state scoperte diverse iscrizioni rupestri risalenti all'epoca romana. Iscrizioni rupestri che segnavano il confine fra il Bellunum, l'attuale Belluno, e lo Iulium Carnicum, quello che una volta era la Carnia. Le iscrizioni in questione si trovano sul Col d'Avagnin, che è proprio qui sopra, ma non ci sono indicazioni in merito. Basta seguire queste per Cima Fertazza, che poi è la nostra seconda meta di giornata. Arrivati a questo bivio, smettiamo di seguire le indicazioni per Cima Fertazza che vanno verso destra e andiamo dritti. Nemmeno qui ci sono le indicazioni per il Col d'Avagnin. Più avanti lasceremo questa strada per salire a destra lungo un sentiero. Finalmente arrivati a questa località che si chiama Fernazza, da non confondersi con Fertazza, troviamo le prime indicazioni per il Col d'Avagnin e abbiamo scoperto che si poteva salire anche da Coi, che è poco prima dei piani di Pezzè, attraverso un sentiero che è indicato qui ma che giù indicato non è. Comunque è bene prendere come riferimento questa fontana. Siamo arrivati al bivio delle iscrizioni. Adesso noi andiamo a sinistra da quella parte per visitarle, poi torneremo qui e poi andremo a destra verso il Col d'Avagnin e la Cima Fertazza. Eccola qui l'iscrizione romana. Si legge F-I-N. La I è inglobata nella N, fin che vuol dire confine. Ce ne sono delle altre non lontano da qui, in cui c'è anche Bel Iul, Bellunum, Iulium Carnicum. Bene, torniamo indietro.
di prima. Ecco, siamo tornati al bivio e adesso saliamo verso la cresta. Allora, siamo arrivati a un altro bivio, balcone panoramico qui a sinistra, breve deviazione per il Col d'Avagnin. Sua Maestà il Civetta, ancora con tantissima neve, e a picco sul lago di Alleghe. Questa è la cima del Col d'Avagnin, il panorama è veramente fantastico, Civetta, lago di Alleghe. Adesso però torniamo indietro e saliamo qui a Cima Fertazza. Ultimo strappo. Strappetto ripido. Altro che strappetto, praticamente verticale. Mica. Di pioggia. Pazienza.
eccoci arrivati in cima al Fertazza, tecnicamente conosciuta come Cima dei Viai. Panorama fantastico. Adesso però scendiamo giù da quella parte e torniamo al punto di partenza. Fra piste da sci e sentieri più o meno segnalati, siamo arrivati a questo snodo. Adesso basta seguire Piani di Pezzè e torniamo al punto di partenza. Ecco, stiamo chiudendo l'anello, siamo tornati a uno dei bivio di questa mattina. Adesso scendiamo giù a sinistra ripercorrendo il primo tratto dell'andata. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Ai 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 ai, penalità. Ma che brava!